festa dell'Immacolata vuol dire anche la focaccia. La focaccia è un tipico cibo siciliano, una pietanza siciliana che si gusta proprio in questo periodo, da qui fino a Natale. Oggi TV è voluta venire presso un noto ristorante agrigentino, il ristorante La Scala, che è gestito da uno chef pentastellato che è Vincenzo Santalucia. Ci farà vedere praticamente come si fa una buona focaccia e che tipo di varianti ci sono. Allora, la focaccia dell'Immacolata è una focaccia antichissima, in quanto è un pane che proviene dai tempi greci, perché viene fatto con un ingrediente particolare che sono i semi di finocchio selvatico. Viene fatto con farina di grano duro, lievito madre, sale e acqua. È un pane che è nato per i periodi quaresimali, perché veniva benedetto e mangiato in quel periodo. Partiamo con l'impasto. Questo è il lievito madre, che è proprio il modo in cui veniva fatto una volta. Io sono uno di quelli che ama le tradizioni, e questo è un lievito madre che viene tramandato nella nostra generazione. Questo è di mia nonna Rosa, che me l'ha donato, e quindi io lo porto avanti come tradizione. Allora, questa è una pasta che anticamente veniva fatta inacidire, quindi con i batteri dell'aria e dell'acqua veniva fatto questo lievito naturale. Ovviamente col passare degli anni questo lievito si rafforza, quindi basta mettere il lievito madre, su per giù sul 40-50% della farina, viene messa dell'acqua. Caldo o freddo? Temperatura ambiente, non è importante. Si inizia a impastare. Allora, dopo che viene impastato, alla fine viene aggiunto l'ingrediente speciale, che sono i semi di finocchietto. E adesso possiamo aggiungere i semi di finocchietto. È un pane molto speziato, molto profumato. Si fa a forma di pagnotta e si fa lievitare. Si fa lievitare, prima di infornare va leggermente a piacimento, può essere anche spaccata nei laterali in modo che lei si alza e si forma una sorta di disegno, o si può lasciare anche senza tagli, al naturale. Nella nostra città la tradizione è quella di farlo con della ricotta di pecora, poi abbiamo della milza, la milza viene cotta prima in acqua e poi viene fritta nello strutto. Viene fritta nello strutto, che il prodotto finale è questo, e poi si aggiunge un po' di caciocavallo, vedete? In altre zone viene fatta anche con del formaggio primo sale, dell'olio, in altre ancora con l'acciuga, il caciocavallo e l'olio extravergine.